questa era la strada che dovevamo scegliere, risparmiando soldi, risparmiando anche tante chiacchiere inutili. Ovvero la strada dell'Emilia-Romagna, trattativa con lo Stato per ottenere l'autonomia. Secondo il consigliere regionale del PD Graziano Azzalin, il percorso migliore, visto che proprio l'Emilia si candida in queste settimane a spiazzare il Veneto. Se riuscisse a vincere la sua battaglia in tempo, potrebbe essere uno schiaffo non da poco per i promotori del referendum. Il problema per il PD è che il partito al suo interno è diviso sulla questione, ma secondo Azzalin il fronte degli astensionisti è molto ampio. Io giro tutti i giorni, tantissimi circoli, tantissime persone, tantissimi elettori del Partito Democratico non intendono andare a votare e denunciano la strumentalità di questo voto. Soldi pubblici spesi per nulla, quei 14 milioni attacca Azzalin, soldi che si potevano usare per molte altre emergenze della regione. Quando si spendono i soldi si dice ma è un investimento per cosa? Dopo il 22 di ottobre anche andasse a votare il 90% delle persone non conta nulla e non cambierà nulla, perché bisognerà sedersi a un tavolo, fare una trattativa e dopo presentarsi alle Camere per approvare una legge e ottenere, diciamo, un'autonomia. Resta tuttavia un problema interno al partito. C'è stato un errore di valutazione del vertice regionale, perché il vertice nazionale e anche i rappresentanti al governo sono contrari a questo referendum, ovvero lo ritengono semplicemente inutile, ed è proprio partendo da questa inutilità e dallo spreco di denaro pubblico che nasce la forte perplessità.